e non posso trovar il perché non la trovi, non ve lo so spiegar. La storia, signori, un dì cominciò, volete ascoltare, or vi dirò. Sono nato in un circo equestre e allevato nel circo equestre. Un po' gli uomini e un po' le bestie, un intrepido mi fece diventare l'intrepido del circo Bataclan. Così una sera, tutto pieno d'emozione, con la mia prima donna nella pista del circo feci la mia prima apparizione. Vestiti di bianco, coi grossi mantelli, il pubblico vedendoci esclamò: ma che belli! Guardai la mia donna e vidi che tremava, sorrisi beffardo. La gente acclamava, intanto la banda la marcia intonava. L'esercizio consisteva nel lanciare il coltello alla mia donna che faceva da bersaglio. Guai però se la mia mira avesse fatto un solo sbaglio. Chiusi gli occhi e non guardai, e alla mia donna il coltello lanciai. Ma non so come mai, non capisco, forse un contrattempo, forse un malinteso. Sta di fatto che colpì la mia donna in piena fronte, ma non persi il mio coraggio ed intrepido annunciai: colpo sbagliato! Ma un signore mi gridò: disgraziato! Ritmo, ritmo, ritmo sincopato. Ora da allora tanto tempo è passato e un'altra donna ovunque ho cercato, ma se un giorno la trovo potrò ricominciar. Son sempre l'intrepido del circo Bataclan. Signorina, sono l'intrepido del circo Bataclan. Ho perduto la mia partner. Vorrebbe lei prendere parte al mio esercizio? Grazie, come non detto. Signorina, vuole lei prendere parte al mio esercizio? Grazie, come non detto. E lei, signorina? E lei? E lei? E lei? E lei? E lei? Signorina? 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 Signorina, la prego! Signorina! 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 Solo, sempre solo.